Un saluto a tutti gli ascoltatori della web TV Esploreama e siamo ad un nuovo appuntamento con il nostro ciclo di trasmissioni a tu per tu. Ospiti importanti, ospiti di rilievo del panorama regionale del Friuli Venezia Giulia e io sono in compagnia di un pianista eclettico, un grande professionista, un grande musicista e qui, ovviamente udinese, perché di questo parliamo, e qui vorrei, prima di farlo parlare, perché lui ha veramente tante cose importanti da dire, perché ha un background importante, vorrei raccontarvi un piccolissimo aneddoto, perché io questo, ormai è un uomo, lo conosco da quando aveva 9 anni e da quando a 9 anni vinse, nel 1990, il premio Mozart a Bologna. Erano i tempi dell'Antoniano, della Marielle Ventre, e lui vinse questo premio importante. Io andai ad intervistarlo e ho questo ricordo che già all'epoca lui col pianoforte era una cosa sola, cioè lui proprio lo sentiva, il pianoforte sentiva lui e questo è il risultato. E lui ha portato alto il nome della musica nel Friuli, ha vinto ben 17 medaglie di platino nei concorsi online con le sue composizioni, sia le sue e sia trascrivendo quelle originali di brani famosi. È stato insignito anche del premio, della medaglia del Presidente della Repubblica e anche la targa d'argento del Senato, quindi voglio dire, mi pare che ce n'è, vero Sebastian? Sebastian Certo, Di Bin, benvenuto fra noi, è un piacere. grazie, è un piacere mio. Allora, raccontaci un po', in poche parole, questo tuo percorso entusiasmante, questo tuo muoverti nella musica, che è proprio di qualcuno che la musica veramente la sente dentro, un musicista a tutto tondo, perché tu ti muovi dal repertorio classico come se fosse proprio il tuo vestito migliore, poi cambi vestito, ti vesti di pop, ti vesti di musica un po' Rock, diversa, musica anche rock, però lo fai in un modo particolare, perché non diventa, perché magari uno dice, ecco, suona la musica pop, riprende così un po' come una macchinetta, no? Dice, diventa una cosa anche sottovalutata molte volte. Dice, questo è un artista da piano bar, con tutto rispetto per gli artisti da piano bar, ma però non è proprio così, vero Sebastian? no, assolutamente no. Io ovviamente parto dal classico, io ho fatto l'accademia a Imola, mi sono diplomato a pieni voti al Conservatorio di Pesaro e quindi la mia formazione è classica. Poi ho deciso, e ho sempre amato la musica leggera, che non perché leggera è di secondo ordine, anzi è un connubio tra, è una sinestesia tra parola e musica e suono. Ho sempre amato la musica leggera e ho deciso ad un certo punto di rendere solo con il pianoforte, quindi senza né utilizzare voci, né utilizzare sintetizzatori, né altri strumenti, ma solo col pianoforte, di rendere ciò che riesce a rendere la voce accompagnata dalla band. E questa è una grande sfida, perché non è far ascoltare come fa la canzone facendone la melodia e un basso che accompagna, ma è proprio dare la forza, l'espressività, l'energia che c'è nell'insieme tra la voce e la band. E questa è una ricerca che mi sta molto entusiasmando e che continuo con grande passione perché anche grazie a questa ricerca, piano piano, sono convinto che troverò il mio linguaggio artistico, che deve ancora emergere perché sono all'inizio, ma sono sicuro che un giorno emergerà. Quindi tu vivi in questo mondo fatto di concerti, di registrazioni, tu sei anche un compositore, Sì, hai scritto certo. anche dei brani. Ho scritto dei brani originali, ho scritto un tema e variazione dedicato a Dante Alighieri, alle figure femminili di Dante Alighieri nella Divina Commedia, che dura ben 17 minuti, con cui ho vinto 3 medaglie di platino in Canada. Ho scritto altri brani, degli studi, ho scritto dei preludi, ho scritto un album per bambini anche, e ho scritto anche delle canzoni, parole e voci. E la grande mia produzione, che è di 3 ore e mezza, è basata appunto sulle trascrizioni e le parafrasi di canzoni famose, da Edith Piaf a
dei musical americani, a Michael Jackson, Whitney Houston e Queen. Ecco, e noi vorremmo farvi ascoltare un piccolo contributo che gentilmente Sebastian ci ha dato, proprio dedicato alla grandissima, devo dire anche poverina sfortunata, Whitney Houston, Certo. ecco, che Che io però è stata la adoro. dea della musica. Ah sì, per me è la dea della musica. È l'apice, secondo me, della voce che proviene dall'ambito della voce nere, no? Le voci black. E quindi lei è la punta di diamante di tutta la storia della musica leggera e anche del jazz, perché secondo me lei con la sua voce era una grandissima jazzista. Quindi vi farò ascoltare I Have Nothing, che è una delle più famose canzoni della Whitney Houston, che ci ricorda appunto il famoso film Guerra del Corpo, che lei girò con Kevin Costner. Silenzio e ascolto. Emozionatevi con noi. E sempre parlando delle sue composizioni più famose, ce n'è una che lui ha scritto proprio per ricordare in memoria della bellissima storia d'amore che, come ormai è risaputo, è friulana, di Giulietta Romeo. Le sue origini sono friulane, Lucina Savorniana e Luigi D'Apporto. Il romanzo poi di D'Apporto è stato ripreso da William Shakespeare, ne ha fatto un dramma famosissimo che è diventato proprio la storia d'amore più importante, che si guarda a Verona, però in realtà ha le sue radici qui in Friuli. E lui ha romanzato musicalmente, ha scritto un bellissimo Sì. brano, I Believe. Sì, questo è un brano che alla fine ho intitolato I Believe, però ha una storia molto curiosa, perché era nato come una canzone basata su un monologo di una persona allo specchio che parla con se stesso, facendosi degli interrogativi sulla sua vita, su ciò che crede, su ciò che non crede, su quello che succederà, su quello che ha vissuto, e alla fine urla alla sua anima che lui crede e vuole continuare a vivere, vuole continuare a credere alla sua vita, al suo futuro. Poi questa canzone ho deciso a un certo punto di renderla pianistica, come sto facendo con le canzoni degli altri che poi le rendo pianistiche. Ed è venuto un brano virtuosistico notevole. A quel punto l'ho fatta ascoltare a Albino Comelli, che è il vicepresidente della Società Internazionale Romeo e Giulietta, e lui è rimasto folgorato dalla bellezza di questo brano romantico, ma con una grande energia. E, e così alla fine l'ho dedicato alla Strada d'Amore e l'ho suonato alla Sala Iace come, insomma, gemma, no? Come presentazione, come ricordo, ecco, di questa storia. Qualche secondo perché anche voi possiate godere di questa musica bellissima.
come avete potuto vedere, vi abbiamo promesso ospiti importanti, professionisti di rilievo, musicisti veramente, veramente grandi e di rilievo. E quindi Sebastian Bing è venuto finalmente a trovarci, siamo riusciti ad intervistarlo. È bello sapere che sono persone che hanno un background importante, hanno vinto premi importanti, portano valore alla nostra regione, al nostro territorio, al Friuli. Mi piacerebbe però concludere questa intervista chiedendoti, da quando tu eri quel ragazzino, ricciolino che suonava, io ho ancora questa immagine con queste dita sottili, piccole, un pianoforte così grande, ma in una maniera veramente così importante, ad adesso che sei un professionista che ha alle spalle una storia. Poi tu prima hai detto una cosa molto bella, hai detto io però giustamente sto ancora studiando, sto ancora imparando, mi sto evolvendo e sto ancora crescendo come tutti noi, nessuno di noi è Certo. nato imparato e tutti noi nella vita ogni giorno impariamo dal nostro lavoro, dalle nostre esperienze. Che cosa conservi ancora di quel ragazzino e che cosa nell'esperienza che tu hai adesso ti ha dato, ti porta ancora questo ricordo, questo tuo percorso nato proprio da questo premio Mozart? Beh, la cosa più bella è la curiosità e lo stupirsi che il bambino ha e che poi man mano che cresci, visto che le cose le conosci già, non vuoi più stupirti, non sei più curioso e quindi la curiosità e lo stupore vanno conservate e le conservo ancora. E l'istintività noi ce l'abbiamo da bambino, l'istintività nel cercare, sentire se qualcosa ti piace o non ti piace. Io per esempio da compositore provo, mentre scrivo un pezzo, prima studio certo, ma poi mentre scrivo queste trascrizioni provo le ritmiche, le provo, le riprovo, le riprovo e c'è solo l'istinto che mi dice questo è il ritmo giusto, non è il cervello, non è la logica. L'istinto trova, la logica non trova. Quindi hai conservato questa parte del bambino che ti aiuta a sviluppare al meglio anche quelli che sono i tuoi progetti. I progetti per il futuro, i più imminenti, quelli che ci puoi dare così come Suonerò chicca. per Candlelight, ho firmato il contratto con l'agenzia Candlelight, Fever, concerti a lume di candele in giro per l'Europa e presto avrò un po' di date e questi impegni in cui finalmente interpreterò le mie composizioni, le mie trascrizioni sui Queen e su Whitney Houston e poi ci sarà anche Michael Jackson e altre canzoni, altre sorprese. E allora noi ti seguiremo, ti staremo dietro come dei segugi perché vogliamo saperne sempre di più e sicuramente ti rinviteremo ancora qua con anche qualche altra bella chicca. Con estremo Grazie piacere. Sebastian Di Bin, Grazie a voi. grandissimo pianista, grandissimo professionista, grandissima sensibilità. Grazie, Grazie. grazie a voi. Un saluto a tutti e grazie per averci seguito. Alla prossima trasmissione A Tu per Tu.